Chiara Conti al videocheck, la segnapunti Laura Rodofile. Avenia va sul posto 4, gran bell'attacco già. Chiara Riparbelli in battuta, è una float, Torok e Amelie Vighetto, la palla è data dentro, lo confermano, 14-10. Va sulla pipe, la palla è toccata dal muro, è stata toccata dal muro. Era impossibilitata a capire da quale parte potesse andare la palla perché le soluzioni erano davvero tante. Bellissimo, bellissimo davvero questo attacco dell'opposto di Amelie Vighetto, l'alter ego perfetta della Bassi. Assolutamente sì. È bellissimo, questa è furba, furba davvero. Cecchini però, Certo. Abbiamo questo attacco, torna sull'opposto, grande muro, ma la palla viene recuperata da Melendugno, Vighetto. Brava Kosonen! Mamma mia che azione! Questo è un buon momento. Brava! Insoddisfatta di una battuta che doveva essere senz'altro altra cosa. Guarda lì cosa fa Vighetto. La battuta è buona, allontana la rete. Recupera bene Marsala, va in bagger. E la palla è fuori. Il muro l'aveva intercettata. La palla è fuori. E si mette bene anche in ricezione perché Pozzoni è molto brava in ricezione. Torok. Grippo, mamma mia che schiacciata. Varaldo, una dei tanti talenti in giro per l'Italia del mondo volley. Torok, bellissimo punto e si chiama 23-21. Di poter cambiare in corso d'opera la propria approccio all'attacco. Bellissimo attacco. Andare a battere in salto forte, no, tutte jump float. Salva il pallonetto della Vighetto, proprio la Gioli. E la palla è dentro, la palla è buona. Attacca a 3 per Marsala, vedremo a chi darà fiducia il palleggiatore di nuovo. E la palla è nuovamente fuori, ma chiede il tocco. Il massimo era stato 4 se non ricordo male prima. Sì. Questa è bella. Ci prova Caserta con questa fast, ma buona ottima la difesa. Vighetto, il nastro la ferma. Guarda lì che cosa è successo. Non ha toccato terra. Bellissimo muro, credo 6 nel secondo set, sì, e 8 nel primo. Ecco, guarda qua. Brava la Vighetto. Vediamo un po', perché la scelta di attaccare a centro non era sbagliata. Ecco perché ci si muove prima. Che palleggiata bellissima, ma Melendugno è lì. Murone, bella Murone su Bulaik. Difende bene Marsala e stavolta ci pensa. Brava Jessica Kosonen la scarica, copre bene Cecchini. La palla va a terra, brava. Sull'ala e non sul libero, vediamo. Sì. Stavolta la mette bene Chiara Cecchini. Vighetto, Ferraro, di nuovo Vighetto, ma murata. Ottima palla lanciata di là. Salva Marsala, non so nemmeno come. Ottimo muro e la palla va. Non è a terra. La palla non è a terra. Fasi concitati alla gara.
Brava Vighetto, prova dall'altro lato. Questa palla è fuorissima. Scambio pazzesco, Fabio. Si riporta in vantaggio Meledugno, 22-20. Curriculum importantissimo per questa ragazza. Macerata, Olbia. La battuta è ottima. Maruotti. Sì. Battono le pugliesi. E al salto vediamo Barbara Varaldo. Vediamo questo attacco e si prende il muro invece. Si ritorna in campo. Primo errore di Chiara Cecchini. Iniziamo benissimo. Che provano ad aiutarla. Bisogna alzarla un po' di più sta palla, E anche la 1 a centro non ha sortito il punto. Vediamo questa palla sempre bassa. Bellissimo invece. Pensa... secondo me pesta pure la linea. Murone. Un bel scorcio di pubblico. Sì, sulle tribune. Guarda, buona la difesa. Kosonen mette su una palla pazzesca. Adesso vediamo. La palla non è fuori, la palla non è. No, la palla si gioca, altro che. E si prende il muro Melendugno. Questa volta piazza la palla, vediamo il gioco. Non riesce Giulia Caserta. Toro che ricezione. La palla va dall'altro lato. Questa è la seconda volta che succede a parti avverse. Assolutamente sì. Tentare di recuperare questo attacco che poteva essere più facilmente leggibile. Cicola. Bravissima anche Amelie Vighetto. Bella battuta. Buona la battuta tesa. Sulla Maruotti. Grandissimo muro di Chiara Cecchini. Vediamo questa costruzione al centro, molto bene Chiara Cecchini. Possibile proprio lei in battuta, stavolta non sbaglia, brava. Ace. Maruotti, sporco. Maruotti non può che appoggiare la palla dall'altra parte, la tira con grande coraggio. La Varaldo a tutto braccio. La centrale Batatunde ad attaccare, vediamo. È proprio quello che succede. L'avevamo previsto, la Toro contenuta al muro. Marsala, Toro nuovamente. Brava Morandini. Colombini. Palla è difesa. Ancora giocabile, free ball. Io ho visto un'invasione. Cercherà la Maruotti, sì. Ed è punto. L'errore non lo fa la Maruotti, la fa la Bulaik. Vederne già quasi la metà. Bravissima Vighetto. E arriva il primo punto di Meledugno con la Maruotti. Vedremo. E manco a dirlo. Questa volta è ottima la ricezione della salva Melendugno benissimo, pallonetto. Salva pure, mamma mia, ha iniziato a battere molto bene. Guarda qua, ottima battuta. Anche adesso lo fa. La palla è fuori, invece è dentro. Palla facile, Vighetto, Ferraro, la palla è una pipe spenta però. Brava l'opposto, bravo il muro, vediamo adesso.
Vighetto, quello che sta succedendo non si può nemmeno stava raccontare. scivolando, e ancora la Toro, ma la palla non è caduta. La palla finalmente cade a terra durante le fasi di gioco, poi a termine dei set probabilmente è capitato una volta. Ottima battuta, bellissima anche questa difesa. Toro, che la palla è dentro, vedremo un po' cosa succede. È un tesoretto importante e va gestito in tanti modi. Uno Bellissimo sicuramente, che è quello di continuare a vivere la partita, a fare la vittima sacrificale. Assolutamente. Buona la ricezione della Kosok. E la palla torna indietro con un muro sontuoso di Melendugno, di darla in palleggio alla seconda linea. Ottima. Assolutamente sì. Peccato. No, la tocca. Peccato. Ciò significa che, guarda lì di nuovo, Anche difende questa bene palla Torok, andava fuori. e si prende il muro invece Jessica Kosonen. Era la grande volontà dell'intera giornata di poterlo fare. Io credo che ci sia un'invasione del palleggiatore. 17-13. La Ferraro magari ridarà palla di nuovo alla Vighetto, sì, ce l'aspettavamo. E Però stavolta il muro di Bulaik. E se l'aspettava anche Melendugno. Davvero tanto competitiva, e quindi grande pazienza da parte di tutti. Palla su Bellissima. palla, come questa per esempio. Vabbè, Bellissima. pazienza, non l'hanno presa. Ancora una volta ricezione sporca. Prova a piazzare la palla, contenuta a muro, di nuovo pallonetto raccolto, E Ferraro contro pallonetto, prima intenzione, no, attacca di nuovo. È tutto un gioco di pallonetti in questo momento, favoriti anche dalla facilità del colpo. Prova la fast, Attacco, le riesce. le riesce, e torniamo a giocare in qualsiasi modo. Buona la ricezione del libero. Non riesce Jessica Kosonen a mettere la palla bene, fa un pallonetto da posto 1, recuperano bene le leccesi, il muro, Morandini, secondo tocco, e il terzo, non c'è niente da fare, 24-18, e giocare il prossimo e andare punto subito avanti come con un dice attacco anche, a centro magari, no? e vince Marsala Volley, la prima vittoria per il Marsala Volley, la prima casalinga. 25-20 in questo ultimo parziale che sancisce il 3-1 che consente alle lillibetane